Buon pomeriggio e ben ritrovati a una nuova puntata di Trieste in diretta che cominciamo assieme a Giovanna Pacco, direttrice della Fondazione Goffredo de Banfield di Trieste, fondazione associativa. Ben ritrovata. Grazie dell'invito. Puntualizziamo perché era associazione, no? Fino a poco tempo fa, sì. Quindi Pochissimo, c'è stato questo cambio. Ci stiamo abituando. Sarà un po' l'occasione per fare un po' il bilancio della vostra attività così preziosa a Trieste, anche perché aiutate davvero tante persone, le famiglie delle persone. Io partirei da qui. Certo. La Fondazione da anni lavora accanto alle persone che mostrano determinate fragilità, tra le più diverse. Voi siete molto vicini sia alle persone che alle loro famiglie, come detto. A Trieste emerge oggi un tipo di fragilità più evidente rispetto alle altre. È brutto fare classifiche, non vogliamo farle, però se ce n'è una in particolare o più di una che impegna di più. Dunque, non è una domanda semplice. Inizio con un'accezione positiva, nel senso che Trieste è una città che ha un numero molto elevato di persone anziane, sì, che ringraziando il cielo la maggior parte di loro stanno bene, ecco. Ma le persone anziane che cominciano a manifestare alcune fragilità sono spesso pluripatologiche, per cui la persona anziana in verità è spesso un insieme di tantissime patologie. Tante patologie, anche piccole, ma tutte quante messe insieme, possono determinare una condizione innanzitutto di cronicità, ma di estrema fragilità. Per cui è possibile che anche un evento banale come una caduta possa spezzare questo equilibrio e quindi ci si ritrova molto repentinamente in una condizione di non autosufficienza, anche se prima si viaggiava con un certo equilibrio. Questo succede molto spesso a Trieste, ecco, che le persone anziane siano pluripatologiche, diventano fragili e con un evento magari piccolo ma scatenante diventano con una certa facilità subito non autosufficienti. Poi c'è sicuramente la tematica del decadimento cognitivo, che anche in questo senso è sicuramente legato a un invecchiamento della popolazione. Fortunatamente le persone, i familiari iniziano, ed è un gran bene, a rivolgersi ai servizi anticipatamente e quindi un po' prima rispetto a quanto accadeva un tempo, quando si arrivava ai servizi, quando la malattia era già in uno stato molto più avanzato. Fortunatamente le persone arrivano prima, ma mettono indubbiamente in luce una grossa problematica che sta emergendo. Quindi direi la fragilità e questo equilibrio proprio fragile delle persone anziane e il decadimento cognitivo. E poi c'è un tema della solitudine, perché tanti anziani vivono da soli. Lei anticipa le mie domande. Ma ben venga, perché il filo conduttore è proprio questo, no? Ci sono nuove forme di povertà e di solitudine che condizionano la vita delle persone anziane, che spesso non sanno a chi appoggiarsi, non sanno a chi riferirsi. Bene o male, fondazioni e associazioni sul territorio ce ne sono, quindi è chiaro che la situazione è conosciuta, però com'è la forma di solitudine oggi? È più marcata rispetto a prima? È cambiato qualcosa negli ultimi anni? Sì, è cambiato. E anche il rapporto, mi piacerebbe capire anche il rapporto con il disagio economico, perché purtroppo con l'innalzamento del costo della vita sappiamo che le pensioni non aumentano mai, e quindi alla fine paga sempre pantalone. Come si vive questo rapporto? Allora sì, è cambiato, perché è cambiata la nostra società e viviamo in una comunità che è senza dubbio molto più complessa di un tempo. Ovviamente una volta c'era una socialità diversa, un modo di comunicare che era più semplice, basti pensare anche ai rapporti che si aveva con il vicinato, quindi scambiare due parole, fare quattro chiacchiere, confrontarsi era molto molto più facile di quanto lo sia adesso. Adesso è più difficile fare un po' tutto, nel senso che è anche più difficile fare la spesa, perché comunque devo andare alle casse automatiche, no? E anche quello mi diventa una complicazione rispetto al rapporto che avevo prima con la cassiera, con la quale magari facevo anche due parole e mi era anche più semplice l'atto del pagamento. Quindi diventa veramente una società che è molto più complicata proprio nel vivere la quotidianità. Ecco, questo sicuramente sì. E indubbiamente il lato economico pesa indubbiamente, perché siamo in una società che si
impoverisce e ahimè si impoverirà sempre di più, per cui il tema sul quale siamo sempre molto attenti non è tanto guardare all'oggi, ma è guardare al domani, nel senso che prevedere il nostro futuro, ahimè, è abbastanza semplice, nel senso che siamo una società che sta invecchiando. Purtroppo le pensioni saranno quello che saranno, ma insomma indubbiamente vivremo in un sistema economico molto più fragile. Ci sarà anche un sistema famiglia che è molto più fragile rispetto a quello che era un tempo, per cui in un futuro molte persone ad esempio saranno da sole, ma semplicemente perché non facciamo figli e quindi ci ritroveremo in una società che non è tanto lontana, che dovrà riorganizzare completamente i suoi parametri di assistenza, e bisogna cominciare a farlo da adesso però, perché siamo già un pochino tardi, siamo già un po' oltre. Per noi ad esempio un lavoro molto importante è quello fatto sui giovani caregiver, perché nella nostra società futura non ci saranno caregiver perché non facciamo figli, ma già i caregiver di adesso sono molto giovani rispetto a quelli di un tempo, perché facendo figli noi più tardi, ovviamente i ragazzi si ritrovano ad avere madri e padri con una fragilità quando sono ancora giovani. Per noi questo è stato, devo dire, un segnale molto importante, perché l'abbiamo visto nel corso di questi ultimi anni. Noi seguiamo tantissimi caregiver che sono ragazzi o poco più che ragazzi, che hanno dei genitori con una problematica di vario tipo, e di conseguenza però devono mettere in gioco anche il loro rapporto con i coetanei, il loro andare a scuola, gli studi universitari, la loro vita sociale. Diventa difficile la vita anche per giovani donne, giovani uomini. Molto difficile. Questi sono problemi che noi mettiamo in campo da subito, cerchiamo di lavorarci come fondazione il più possibile, ma lanciamo sempre queste sfide, perché queste sono le sfide del nostro domani, ma il nostro domani è proprio domani prossimo, non domani futuro. È già oggi. Sì. Banalmente molti pensano che il volontariato sia semplicemente in senso stretto aiutare qualcuno, e ovviamente lo è. Lo è, certo. Però voi fornite un aiuto, un'assistenza, voi entrate nella vita del problema, è riduttivo dire aiutare e basta. Come la Fondazione riesce a capire una situazione, saper gestirla, vagliare da situazione a situazione come agire? C'è tutto un lavoro dietro, immagino, di comprensione, di analisi. Entrando, come dice lei, bisogna entrare nelle situazioni, nel senso che non bisogna aver paura di entrare nelle situazioni. Le situazioni non si possono guardare dal di fuori, né si possono giudicare. Bisogna entrare dentro, bisogna comprendere qual è la situazione, perché tutte le situazioni sono diverse, ogni famiglia è diversa, la sua famiglia è diversa dalla mia famiglia, per cui bisogna stare molto attenti alle diversità. Ci sono dei nuclei familiari che sono molto attrezzati, molto stabili, molto preparati, per cui con i quali si riesce a lavorare con una certa facilità, perché seguono ad esempio la persona anziana, ma ci sono invece dei nuclei che sono fragili, perché gli stessi figli possono avere dei problemi, essere un po' più deboli, avere le situazioni economiche un po' più difficili, eccetera. Per cui bisogna concentrarsi sicuramente sull'aiuto alla persona anziana non autosufficiente, che però non può essere assolutamente separata dal nucleo familiare che gli è vicino, e quindi mogli, mariti, sorelle, fratelli, figli o genitori. L'importante è proprio questo, che quando si prende in carico una famiglia, si prende in carico tutta la famiglia, e quindi bisogna analizzare i bisogni di chi sta male e i bisogni di chi aiuta, perché se chi aiuta sta male non può aiutare. È un accompagnamento che viene fatto. Sì, è un accompagnamento. E soprattutto bisogna seguire le persone nel tempo, perché magari io mi faccio viva perché oggi ho un determinato tipo di bisogno, ma tra un paio di settimane, specialmente nei casi di decadimento cognitivo, di demenza eccetera, è possibile che quel bisogno non sia più lo stesso, per cui mi servono altre cose, sono arrivate altre necessità o altri bisogni, e quindi bisogna saper rispondere, come dice lei, accompagnare il nucleo familiare in modo di riuscire ad avere tutti quanti la miglior qualità di vita possibile, questo a cui noi si ambisce.
C'è una storia anche piccola, o più di una particolare, che racconta un po' il senso anche del vostro lavoro quotidiano? Una persona in particolare, magari una storia difficile che avete dovuto seguire, ma manteniamo l'anonimato, Sì, ovviamente, no, ci mancherebbe. Ma c'è qualche storia anche piccola che insomma vi ha dato tra virgolette anche del filo da torcere, perché magari era anche complessa la situazione? Il filo da torcere ce lo danno perché i nostri anziani sono, quando arrivano a 90 anni, cioè arrivano per una qualche ragione, ecco, per cui sono persone che hanno un certo vigore, hanno una certa, come dire, anche capacità intellettuale e di reazione che non è da poco. E mi è difficile perché poi io così mi affeziono talmente tanto un po' a tutti che come se fossero un po', per cui faccio fatica a pensare ad una storia in particolare, che se me ne vengono in mente alcune, però devo dire che quando lei mi ha fatto questa domanda a me sono venuti in mente i volontari, quindi mi vengono in mente i volontari che hanno affiancato in taluni casi famiglie per tantissimi anni, diventando poi alla fine parte di questa famiglia, sì. Ecco, spendendosi con grandissimo affetto, con grandissima dedizione, riportando sempre i messaggi che arrivavano dal nucleo familiare, eccetera. Per cui devo dire che così mi vengono in mente tante storie di affetto, di relazione che ci hanno arricchito, perché poi la verità è che sono veramente tanto importanti le storie che queste persone raccontano, perché sono anche storie di un mondo che non c'è più, nel senso che il nostro mondo cambia talmente tanto velocemente che le cose che sono successe 50 anni fa sembrano, no? E sono delle importantissime invece memorie da raccogliere e da conservare, ecco, per cui per me tutte le storie e le vite di queste persone sono preziosissime, le metto tutte sullo stesso piano. Il filo da torcere è bene che ce lo diano, perché vuol dire, se c'è filo da torcere vuol dire che c'è voglia di vivere. Parlando di volontari, tanti sono giovani, sì. E quindi anche com'è il rapporto con i giovani? Trieste è sempre descritta come una città, è sempre stata descritta come una città bene o male solidale. È così anche nell'assistenza, ma immagino che la risposta in parte ci sia già, visto che anche le nuove generazioni si avvicinano, ovviamente, sì. Vuoi per necessità, vuoi per buon cuore, si avvicinano a queste tematiche, no? Sì, si avvicinano. Noi ad esempio stiamo facendo un grosso lavoro all'interno delle scuole su questo tema di cui le parlavo prima, sui giovani caregiver, eccetera, e devo dire che proprio a scuola abbiamo scoperto, no? Una grande sensibilità, una grande attenzione e anche proprio una grande voglia di spendersi nell'ideare progetti nuovi, eccetera. Il volontariato per un giovane spesso non è semplice, semplicemente perché deve coincidere anche con la vita che ogni giovane ragazzo o ragazza ha, per cui uno deve studiare, deve lavorare, quindi il tempo magari è anche poco. Però vero è che noi negli ultimi anni, e ne siamo molto felici perché c'è stato un periodo in cui i nostri volontari in effetti invecchiavano come la popolazione, come è normale che sia, invece c'è un rinnovamento in effetti di questo gruppo di volontari. Ci sono tantissime persone, anche studenti o studentesse, che hanno fatto ad esempio da noi il tirocinio, per cui sono laureati in psicologia eccetera, hanno fatto il tirocinio da noi e poi hanno deciso in un secondo momento di continuare a dare una mano, e devo dire che questo è un piacere. È una soddisfazione, sì, assolutamente non da poco. Lei prima l'ha accennato, viviamo in una società che corre velocissimo, no? Molto. Non ci si ferma mai, siamo sempre di fretta, è tutto sempre anche molto più impersonale, è una società molto individualista, no? Pensiamo giorno per giorno a quello che dobbiamo fare. Invece voi svolgete un lavoro che richiede ascolto e pazienza, sì. È quasi una forma di resistenza, mi viene da dire, cioè sì. per i tempi di oggi che viviamo. Come vivete questo rapporto con la società così frenetica? Bisogna saper ascoltare, in effetti questo è importante. Se tutti quanti ascoltassimo un po' di più, in effetti capiremo un po' meglio i bisogni degli altri, capire i bisogni degli altri in effetti ci fa correggere e rivedere le nostre azioni. Non è solo una questione di pazienza, ma anche un desiderio di vedere risolti dei problemi, nel senso che cioè, i problemi ci sono e uno si spende nel modo migliore per tentare di risolverli. Devo dire che
quello che un po' insomma, ci contraddistingue è anche il coraggio di farlo reinventandosi le risposte, nel senso che ne parlavamo prima, i bisogni cambiano, la società è molto veloce, i bisogni cambiano molto velocemente, quindi la risposta che si dava anni fa non è la stessa risposta che posso dare oggi, e quindi l'importanza è anche la flessibilità di saper creare dei servizi che siano aderenti alle nuove risposte, alle nuove richieste che le persone hanno. Ecco. E qua ci vuole attenzione, ascolto, e molto importante la partecipazione, nel senso che ascoltare vuol dire d'accordo, proponimi delle cose, nel senso che quando noi ideiamo dei servizi nuovi, come abbiamo ideato ad esempio il servizio di Casa Viola per i caregiver delle persone con demenza, quello non è nato da un volere della fondazione, ma è nato da un bisogno e da un volere dei caregiver, per cui li abbiamo ascoltati per 1 anno e mezzo, una sorta di focus group permanente in cui abbiamo detto ok, costruiamo insieme questa realtà, perché le realtà vanno costruite insieme, perché così si riesce a dare una risposta una risposta vera, una risposta che risponde davvero alle necessità. Quindi ci vuole sicuramente pazienza, attenzione, ascolto, coinvolgimento, questo è sicuramente importante, e poi bisogna avere coraggio anche di inventare e di creare delle cose nuove che magari non ci sono, ma avere coraggio di metterle in campo, di dire ok, questo problema lo risolvo con una soluzione innovativa, butto via le mie vecchie risposte, le mie vecchie risposte non servono più, queste sono le risposte nuove da dare. Ci si rinnova in base ai tempi ovviamente, sì, che è si necessario e che si vive. C'è bisogno di più volontariato, più persone dedite a questa attività, c'è sempre bisogno ovviamente di aiuto. Ma credo che sì, c'è sempre bisogno, nel senso che insomma penso che parlando con qualsiasi associazione direbbe sì, certo c'è più bisogno, ma penso che non sia solo un bisogno delle associazioni, ma credo che fare volontariato sia bello e sia proprio una cosa che fa bene alle persone. Credo che il volontariato andrebbe fatto da subito, da piccoli, ecco, per cui forse da piccoli bisognerebbe anche cominciare a aiutare gli altri, guardare gli altri con degli occhi diversi, fare delle esperienze di vita e così via. Per cui secondo me il volontariato è un'importante esperienza di vita che tutti dovrebbero fare a qualsiasi età, perché fa bene, ecco, fa proprio bene all'anima, e credo ti restituisca anche tanto, cioè ti dia veramente tanta soddisfazione, ti restituisce tanto, quindi è un arricchimento. A proposito di arricchimento, esatto, molti dicono aiutare gli altri a fare volontariato, oltre a fare molto bene alle persone a cui il servizio è dedicato, fa anche molto bene a noi stessi che prestiamo il servizio. Sì. Non è una frase fatta, non è una di fatto è vero. No, non è una frase fatta, è vero. Perché incontrare gli altri che sono anche diversi, di un'altra generazione, nel nostro caso significa incontrare una persona giovane, incontra delle generazioni che hanno 60-70 anni di più, che ti raccontano di un mondo che non c'è più, dal quale impari tanto, certo. Ma è reciproco, per cui anche le persone anziane poi imparano dai giovani, e tante volte vedo appunto nelle scuole, quando loro devono restituire in forma di progetto eccetera, rimaniamo, devo dire, piacevolmente strabiliati da quello che viene restituito, perché c'è un trasporto proprio, trasporto, una comprensione, e quindi si vede che c'è una lettura diversa della società in cui uno si mette in gioco, ecco. Quindi penso che fare volontariato serva ad affrontare varie sfide della propria vita poi anche in futuro. E di fatto anche le persone che aiutate insegnano a voi qualcosa. Sì, tanto, tantissimo, tantissimo. Cioè io ho scelto questo mestiere per questa ragione, nel senso che insomma ho sempre avuto, le persone anziane insegnano tanto, ecco, hanno sempre delle esperienze importanti da raccontare, ma anche se penso, insomma, ho fatto un lavoro con l'università, il modo di vedere e di raccontare la nostra città, che è completamente diversa da come era 50 anni fa, no? Per cui... Voglio fare una domanda forse un po' più difficile, perché è difficile più da rifletterci, no? Se doveste, in base alle storie che avete affrontato, sentito e ascoltato, che Trieste emerge? Ah, che Trieste emerge. Allora,
Allora, ultimamente abbiamo fatto questo lavoro appunto con l'università. Cioè, se dovessimo descrivere la città in base proprio alle storie che affrontate. Torno un po' al discorso di prima, una città che aveva relazioni diverse e più semplici, aveva un contatto umano diverso, una città con delle difficoltà, nel senso che, insomma, vuol dire, con delle frange di povertà anche all'epoca, e quindi cioè, i racconti sono anche racconti di storia di vita non semplice, di persone che andavano a lavorare molto piccole, molto giovani, certo. che per noi è un universo che sarebbe impensabile, ecco. Andare a lavorare a 10-12 anni in alcuni casi era normale, per noi sarebbe, per noi qua, non è normale, in altre parti del mondo purtroppo sì. E poi insomma vabbè, aveva le difficoltà anche della guerra e del dopoguerra, per cui oggettivamente raccontano di periodi che noi fortunatamente non abbiamo mai vissuto, per cui il periodo della guerra sono dei racconti assolutamente importanti di organizzazione di una società e delle reazioni che entrano in gioco in un periodo così difficile come, certo. come quello della guerra. Allora, quello che dicono tutti, ma è vero, è che dopo è sempre quello, si stava meglio quando si stava peggio, però è vero che dal punto di vista delle relazioni sembravano più semplici, ecco, più semplici, più fluide, l'amicizia era forse più, c'erano dei legami di amicizia anche più solidi, adesso tende a essere tutto un poco più dispersivo, però la conservazione di quei valori invece io la ritengo assolutamente importante, quello è da non perdere. Forse abbiamo tempo ancora per un paio di domande. Allora, una, poi parleremo anche di quello che ha infatti c'è il rischio che le persone fragili o comunque che diventano molto anziane e magari sono anche da sole appaiono invisibili. E qui ovviamente entrate in gioco voi anche in questo contesto per aiutare. Un'invisibilità, vengono percepite invisibili perché, come dire, non percepite più come utili alla società. Rischiamo di andare sempre di più in quella direzione se non si fa e non si continua a fare un lavoro serio, visto che, come lei prima giustamente diceva, aumenta sempre di più il tempo di vita, però è anche vero che invecchiando molto si rischia appunto di vivere anche un periodo relativamente lungo della propria vita in condizioni magari di solitudine o di difficoltà. Sì, c'è questo rischio. E devo dire che una mia recente esperienza mi ha portato in Giappone adesso di recentemente, e in effetti molto bellissimo. E devo dire che una cosa che mi ha colpito tantissimo è il tasso di occupazione che avevano le persone anziane nella loro società, e quindi in questi posti grandissimi come Tokyo eccetera c'erano molte persone anziane, ma anche tanto anziane, che magari facevano dei piccoli lavori, non so, facevano l'accoglienza quando entravi nei grandi magazzini, però primo era molto importante perché avevano un ruolo. Il Giappone è una società completamente diversa da noi, per cui per l'amor del cielo non posso fare confronti, però avevano un ruolo in quella comunità, erano rispettati in quella comunità, impiegavano utilmente il loro tempo e avevano probabilmente anche perché un rimanere rientro. attivi è fondamentale. Infatti. E poi aveva un bel senso dell'accoglienza, no? E quindi il fatto di vedere tante persone anziane in vari punti che facevano delle cose e accoglievano le persone è una cosa che a me faceva, vabbè, insomma, io sono un po' di parte, ma insomma ti faceva sentire anche bene. Io ho pensato quanto sarebbe bello poterlo fare anche qua, anche in Occidente, perché in effetti le persone hanno tante cose da dare, e se non da dare, da dire, per cui ecco, è un patrimonio che non andrebbe mai disperso. Capisco che è difficile eccetera, capisco anche che per l'amor del cielo gran parte degli anziani di Trieste fortunatamente stanno bene, fanno un sacco e mezzo di cose, sono molto attivi intellettualmente, culturalmente eccetera, che è la cosa fondamentale, ecco, però sì, c'è il rischio di diventare invisibili, avere dei ruoli nella società diminuisce questo rischio, perché nessuno deve essere invisibile in questa società. Chiaro. Da ultimo, ma non per importanza, ma perché così ho esaurito la mia lunghissima lista di domande, mi ero preso qualche spunto e anche qualche curiosità.
L'attività di bilancio? Sì, allora, appena uscita, giusto? È appena pubblicata. appena ho pubblicato il nostro bilancio sociale. Allora, noi dal punto di vista normativo non siamo tenuti a redarlo, nel senso che per le dimensioni della nostra fondazione non siamo tenuti, ma lo facciamo sempre, ogni anno, perché ci teniamo veramente tanto a restituire un po' i dati e i numeri di quello che abbiamo fatto, ed anche una restituzione alle persone che credono in noi e che quindi ci sostengono con le loro donazioni, perché comunque noi ci sosteniamo grandemente nella stragrande maggioranza di contributi privati e non contributi pubblici, per cui naturalmente è un ringraziamento a tutti coloro che hanno voluto sostenere la nostra attività. Però insomma sono dei numeri che parlano di un'attività che è un'attività sempre in crescita, che appunto è un bene e un male allo stesso tempo, e quest'anno comunque abbiamo seguito 2600 persone, che sono veramente tante, sì. E quindi con più di 13.000 interventi li abbiamo fatto quest'anno. Scusi se la interrompo, Deve. Curiosità, c'è una differenza tra donne e uomini? Sempre più donne naturalmente. Sempre più donne. Sì, questo sì. Molte più donne, allora, le curanti, allora, sia le curate che le curanti sono sempre più donne, però c'è un'inversione di tendenza, per cui in effetti noi nel corso del tempo cominciamo a vedere anche molti più uomini che si rivolgono a noi per avere consigli su come sostenere, aiutare la moglie, la sorella, la madre, per cui c'è un po' un'inversione di tendenza, devo dire, ecco. E quindi insomma sono numeri, devo dire, importanti, che servono alla restituzione, ma servono a noi anche per rivedere e programmare il nostro lavoro, che era quello che si diceva prima. Per cui da questi dati uno dice: bene, la direzione che voglio intraprendere dalla lettura di questi dati e di queste necessità sarà questa. E quindi sicuramente ancora tanto lavoro sulle famiglie, tanto lavoro sui caregiver, perché le richieste sono tanto aumentate, soprattutto nel settore delle demenze, quindi sicuramente ci sarà un rafforzamento dei servizi a sostegno dei caregiver delle persone con demenza. La nostra attività di prestito ausili, che è il magazzino ausili, è sicuramente una delle attività che è un po' anche uno dei fiori all'occhiello dell'associazione, della fondazione, vede che mi sbaglio anch'io ancora. Perché in effetti è un servizio a cui si rivolgono tantissime persone per avere un ausilio nel momento in cui la fragilità non è più fragilità, ma diventa un'autosufficienza a causa di una caduta, per cui ci si ritrova improvvisamente ad aver bisogno di un ausilio. E quindi questo ci dà più chiarezza rispetto al nostro futuro. 2600 persone sono tante, è un bell'impegno, sì, anche perché c'è un continuo aumento nel corso degli anni. Devo dire che noi non abbiamo mai visto una flessione. Per noi è molto importante rispondere alle persone che a noi si rivolgono, e quindi è un impegno sempre più grosso, insomma, sul quale ci spendiamo, appunto ringraziando anche le persone che credono in noi, che ci fanno le donazioni. Adesso è il momento del 5 per 1000, per cui ecco, anche il 5 per 1000 per noi è un contributo molto importante, certo. Allora vi auguro tanti auguri di buon lavoro. Grazie. Ovviamente, e complimenti ovviamente per tutto quello che fate per le tante persone qua a Trieste. Grazie a Giovanna Pacco, direttrice della Fondazione Associativa The Banfield. Grazie a voi per averci seguito. Rimanete con noi perché fra poco torniamo con la seconda parte di Trieste in diretta. Fra poco. Ben ritrovati alla seconda parte di Trieste in diretta, dedicata questa volta, come molto spesso facciamo in realtà, alla medicina. Allora, innanzitutto presento subito gli ospiti: Giulia Russo, cardiologia, struttura complessa, patologie cardiovascolari di Asuggi, ben trovata. Grazie, buonasera. E poi Chiara Gottardi, diabetologa della struttura complessa, patologie diabetiche, benvenuta. Grazie, buonasera. Svolgete un ruolo importante ovviamente, poi parliamo anche di una città con un alto tasso di anzianità, ma non sarà questo il punto e capiremo anche perché. Parto dalle patologie cardiovascolari, perché ho avuto modo nei mesi scorsi anche infatti ci eravamo anche incontrati, di partecipare a questi incontri divulgativi, posso definirli così,
per la cittadinanza, per conoscere proprio le patologie cardiovascolari, l'insorgenza, come combatterle, come prevenirle, e lì c'è stato anche tutto un discorso attorno ovviamente al paziente donna, perché ho imparato che ci sono delle differenze sia di metodo che di approccio in base a essere uomo o essere donna, e insomma non si finisce davvero mai di imparare. Innanzitutto il vostro lavoro, la classica frase in cui prevenire è meglio che curare, giusto? Allora, sì, noi siamo il territorio, diciamo, quindi il Dipartimento Specialistico Territoriale lavora proprio sulla presa in carico della cronicità e sulla prevenzione cardiovascolare. Allora, la prevenzione si comincia, diciamo, in accordo con la medicina generale, cioè è un unisono che comincia sia dall'età giovanile in un certo senso, su quelli che sono i fattori di rischio che poi sono causa e sviluppano le malattie cardiovascolari. E noi lavoriamo sia in ambito preventivo, quindi sia in ambito di presa in carico del paziente complesso o che ha sviluppato una malattia cardiaca. Quali sono i fattori di rischio? Sono i classici fattori di rischio, quindi l'ipertensione, il dosaggio del colesterolo, il diabete, che poi tratterà la collega, il fumo, quindi sulla prevenzione, l'obesità con l'inattività fisica e l'esercizio fisico, la dieta, il sonno nell'ultimo periodo, quindi lo stress. Questi sono i fattori di rischio per le malattie cardiovascolari. Quindi lo stile di vita ovviamente è importantissimo, e curarlo fin dal principio. È fondamentale. Fin da bambini, certo, giusto? Sì. Sì, l'Italia tra l'altro è il primo paese europeo come tasso, leggevo l'altro giorno, di obesità infantile e come inattività fisica. Quindi dobbiamo lavorare e prevenire queste due condizioni, quindi la salute, rendere tutti agevoli la possibilità di praticare uno sport, un'attività fisica, e dall'altra parte educare ad una corretta alimentazione fin dall'inizio. Poi è ovvio che la prevenzione si fa, se per l'ipertensione devo controllare la pressione arteriosa, perché se no non scopro di essere iperteso se non controllo la pressione. Certo. Per il diabete la stessa cosa, il controllo della glicemia, o per il colesterolo il controllo dell'assetto lipidico, quindi periodicamente anche sottoporsi agli esami o degli screening attraverso appunto quegli eventi che vengono fatti a livello di popolazione col proprio medico di medicina generale. Prima di passare alla sua collega, ho iniziato con una premessa, no? È chiaro che certe patologie che insorgono magari anche dopo una vita condotta in un certo modo, è chiaro che poi l'incidenza sull'uomo, sulla donna anziana, immagino sia più evidente, però non è vero che sono problemi appunto solamente delle persone anziane. Come abbiamo detto prima, la prevenzione parte da molto, molto più lontano. È cambiato qualcosa nell'approccio, nella filosofia, anche in merito alla letteratura medica e scientifica, in tal senso è cambiato qualcosa negli anni? Ci siamo più resi conto negli ultimi decenni come trattare determinate patologie? Magari prima le cure erano parziali o addirittura sbagliate. Faccio una domanda magari sciocca. No, la domanda è corretta, non è sciocca. Allora, siamo riusciti, abbiamo più armi terapeutiche, siamo più attenti, nel senso che oggigiorno la pressione arteriosa, per esempio, viene controllata nelle visite mediche, quindi si possono o alle visite medico-sportive dei ragazzi, quindi si possono intercettare prima i fattori di rischio e si possono trattare prima. Cioè, nel senso che se io trovo una pressione alta, sono in grado di poter mettere in atto una serie di prevenzioni o di consigli e poi eventualmente una terapia per quella persona che ho intercettato. Se io controllo la pressione, evito che una pressione non controllata poi sia causa di malattia cardiaca o cerebrovascolare, no? Quindi è la stessa cosa per il colesterolo, che è causa di formazione di placca. Se io conosco prima i valori del colesterolo, posso indirizzare, posso dare dei consigli o di dieta o terapeutici in modo tale da prevenire formazione poi della placca aterosclerotica, che poi è causa di malattia cardiaca. Dottoressa Gottardi, allora, patologie diabetiche. Io, premesso, non ne so nulla e vorrei anche, come dire, che lei lo spiegasse a questo punto ai telespettatori. Allora, cos'è il diabete? E ci sono diversi tipi di diabete in età anche giovanile. Vado
per sommarie esperienze, per quel poco che so io. Da dove possiamo partire per spiegare il fenomeno e la patologia, le patologie Allora, diabetiche? le patologie è corretto, perché in realtà si tratta di situazioni che hanno una nascita, una base di nascita completamente diversa. Cioè, diabete intanto significa avere un elevato tasso di glucosio nel sangue, più elevato rispetto alla norma, e la presenza di questo troppo glucosio nel sangue è lesivo dal punto di vista vascolare, da qui poi tutta la concatenazione, diciamo, delle complicanze che possono essere legate al diabete. Diabete di tipo 1 o diabete di tipo 2 hanno una genesi completamente diversa. Il glucosio, per essere trasportato, diciamo, nei tessuti, necessita dell'insulina, che funge un po' da chiave per aprire le porte e far sì che il glucosio venga utilizzato. Nel diabete di tipo 1 non ho l'insulina, perché il mio pancreas, che è l'organo che produce l'insulina, viene distrutto in quella parte atta a produrre l'insulina, d'accordo? Dà degli anticorpi che si scatenano contro di me invece che contro l'esterno, degli autoanticorpi. Quindi il mio pancreas non funziona. Cosa significa? Non ho l'insulina, l'unica terapia, voglio dire, è dare l'insulina, che altrimenti non c'è, per poter fare questo trasporto, diciamo, del glucosio dal circolo ematico ai tessuti. Il diabete di tipo 2 invece, diciamo, nelle sue fasi iniziali ha un'insulina, ne ha tanta anzi di insulina, il mio pancreas ne deve produrre tanta di insulina, perché è come se io avessi una grossa barriera da dover superare, che si chiama insulinoresistenza. Questo è il problema cardine del diabete di tipo 2. Io ho una porta con 3, come dire, serrature da dover aprire, e quindi mi servono più chiavi, d'accordo? E quindi questo porta a uno sforzo per il pancreas, che deve produrre tanto, si deve spremere in un certo qual modo per far sì che nelle mie cellule, nei miei tessuti, entri il glucosio in un modo corretto. Quindi qui il trattamento è in primis ridurre, diciamo, questa difficoltà, ecco, questo muro. Ovviamente in associazione a ridurre o modulare la quantità di glucosio che io devo poi trasportare nei tessuti, e quindi ciò che io immetto nel circolo ematico con l'alimentazione. Quindi da un lato non ho la chiave, dall'altro me ne serve tantissima perché ho una resistenza importante, ecco. L'incidenza del diabete? Il diabete è un bel problema, possiamo dire, perché si pensi che in Italia più di 4 milioni e mezzo di persone hanno il diabete, e 1,5 milioni circa di persone ha il diabete e non sa di averlo. È una bella fetta. È una bella fetta, sì. Poi va considerata anche tutta quella fetta di persone che hanno il pre-diabete, quindi che si trovano in una condizione comunque di rischio di sviluppare questo tipo di problema, e anche le sue potenziali complicanze, che, ricordiamoci, iniziano prima della diagnosi, perché il danno inizia prima dell'etichetta diabete o di quando io vado a scoprire la malattia. E qui c'è circa 3,5 milioni di persone che vivono appunto in una condizione, diciamo, di prediabete. Se poi andiamo anche a considerare tutti quelli che sono i fattori in un certo qual modo promuoventi la genesi di questa situazione qua, come sovrappeso e obesità, ci rendiamo conto che i numeri salgono tantissimo, perché se in Italia abbiamo circa 7 milioni di persone con obesità, abbiamo più di 20 milioni di persone in sovrappeso. Cioè, uniti questi numeri ci fanno pensare che un adulto su 2 in Italia ha come dire, si trova in una situazione di rischio di danno metabolico, con tutte le potenziali conseguenze sui danni, le complicanze di organo, quindi cuore, rene, fegato e qualità di vita alla fine, no? Perché questo poi si traduce tutto in una perdita di qualità di vita per potenziali disabilità. E come in tutte le cose lo stile di vita è importantissimo, e curarlo anche in questo caso fin da subito, e che è tutto collegato poi, peraltro nel nostro organismo, cioè poi il diabete, possono anche sorgere altre patologie, certo, giusto, cardiovascolari, collegate appunto magari anche all'obesità. Cioè, un'altra domanda, ci sono come dire, delle persone più predisposte, perché poi c'è le persone diabetiche che sono diabetiche da sempre, per esempio, no? Allora,
diciamo anche qui va distinto tra diabete di tipo 1 e diabete di tipo 2, nel senso che il diabete di tipo 1 è una patologia autoimmunitaria, quindi diciamo che ha una componente genetica che non significa ereditaria, cioè non per questo il padre lo trasmette al figlio, d'accordo? Però essendo una componente genetica quale patologia autoimmunitaria predispone magari all'interno di una famiglia la possibilità di incorrere in questa malattia. Quella che si chiama invece familiarità del diabete di tipo 2, cioè se io ho il nonno diabetico sono più a rischio, ecco, diciamo così, di poter sviluppare il diabete, è perché c'è un po' anche lì una predisposizione genetica che fa parte del mio albero genealogico alla fine, d'accordo? Nell'essere a rischio di sviluppare quel muro di cui le parlavo prima. Ovvio che se su questa predisposizione che io ho ci vado ad aggiungere uno stile di vita scorretto, una vita sedentaria, un'alimentazione con un sacco di cibi processati o cose di questo tipo, io vado a favorire il mio rischio di sviluppare il problema. Di sviluppare il diabete. Attorno alla campagna di sensibilizzazione che è stata fatta da Azugi per quanto riguarda anche le patologie appunto cardiovascolari, voi avete aperto le porte alla cittadinanza e immagino poi insomma c'era anche un confronto, nascevano anche delle domande, dovevate anche spiegare le cose in maniera appunto divulgativa in modo tale da riuscire a come dire, coinvolgere anche queste persone e capire esattamente di cosa si stesse parlando. A che punto siamo come cultura medica nell'opinione pubblica per quanto riguarda le patologie cardiovascolari? Servono ovviamente queste opere di divulgazione che fate, anche perché la società cambia in continuazione, immagino. Sicuramente c'è una maggiore consapevolezza sia della classe medica sulla fase della prevenzione, quindi il compito del medico non è soltanto quello di curare, ma anche di spiegare quelli che sono i fattori di rischio e soprattutto si cerca di divulgare un po' alla popolazione generale per avere degli stili di vita più sani possibili in modo tale da ridurre l'incidenza delle malattie cardiovascolari che ricordiamo sono ancora la prima causa di morte nei paesi occidentali, quindi è vero, io dico sempre che fa paura il tumore, ma si muore ancora di più per malattie cardiovascolari, cardio-cerebrovascolari. Per cui noi come Dipartimento Specialistico Territoriale siamo un po' in prima fila da questo punto di vista perché organizziamo questi eventi divulgativi, organizziamo le camminate, per esempio durante la settimana appunto del Tuo Cuore, eravamo presenti anche alla Bavisela proprio per dare l'esempio che muovendosi cerchiamo di ridurre e abbattere l'incidenza dei fattori di rischio che poi sono causa delle malattie cardiovascolari. Una domanda per entrambe, quando una situazione patologica si cronicizza, no? Brutta parola perché però è così. È diventata cronica, la situazione quanto è recuperabile attraverso la medicina, attraverso gli interventi, attraverso un cambio di vita di queste persone, insomma fin dove si può arrivare a calmierare la situazione? Allora, sicuramente si può modulare e se ne può modulare l'evoluzione, ok? Perché una cronicità può evolvere e complicarsi nel tempo. Con terapie corrette, stile di vita corretto e un approccio, anche una consapevolezza forse del problema, no? Si può sicuramente rallentare un processo evolutivo, d'accordo? E cambiare la storia naturale di quella che è una patologia, perché se lasciata, come dire, a briglie sciolte, sicuramente rotolerebbe in un modo più rapido e più grave, insomma, con delle conseguenze più deleterie sicuramente. Quindi l'impatto c'è. E questo vale anche in campo cardiovascolare soprattutto, negli ultimi anni abbiamo numerose anche terapie farmacologiche che aiutano tantissimo nel ridurre le progressioni della patologia, cioè l'evoluzione in senso negativo. Noi tante volte vediamo dei rimodellamenti in senso positivo, cioè dei cuori che quasi tornano normali proprio per le terapie che noi stiamo utilizzando. E quando per esempio il paziente, siccome si sente bene, molla un po' la terapia, perché poi c'è tutto il problema dell'aderenza all'interno della cronicità, cioè di far sì che il paziente capisca e si renda lui
partecipe della propria salute e della propria consapevolezza che se sta bene perché sta assumendo una terapia che fa bene, e quindi tante volte succede che il paziente, siccome sta bene, molla qualche terapia e noi rivediamo di nuovo la progressione della malattia. Quindi anche l'importanza di seguire quelli che sono i consigli dei medici o anche del personale del comparto nell'assunzione della terapia, questo dovrebbe essere importante, deve arrivare come messaggio chiave a tutti quelli che sono i pazienti cronici, perché se stanno bene, come dico io, stanno bene perché stanno assumendo una terapia che sta facendo bene. Ecco. Questo mi viene in mente, se posso azzardare solo una battuta, ne parlavamo in redazione in questi giorni, era un periodo in cui eravamo tutti a dieta per motivi vari e dicevamo quanto è facile con la buona volontà, il movimento fisico e stile di vita sano e mangiare bene, dimagrire, poi il mantenimento può essere veramente ancora più difficile di per sé. Incidenza delle patologie diabetiche e cardiovascolari a Trieste, Friuli, Venezia Giulia, che tipo di regione raccontiamo da questo punto di vista, senza andare nello specifico, addentrandoci in dati che magari non abbiamo neanche sotto mano, però più o meno. In regione ci sono circa 80.000 persone con il diabete, a Trieste circa 20.000 persone, quindi è sicuramente una situazione diffusa e comune. Come dire, la presa in carico di queste persone, come dicevamo prima, è in cronico, quindi stiamo parlando non di un problema che si sviluppa, tratto e risolvo, ma qui si tratta proprio di seguire nel tempo, con anche le acuzie intercorrenti che ci possono essere nella vita di una persona, no? Altri problemi che si possono infilare, insomma, nella salute di una persona. Seguire una patologia che può andare incontro a degli scompensi per altri motivi, che si può destabilizzare a causa di altre patologie, e quindi il fatto di seguire una persona con malattia cronica è imprescindibile che necessiti un po' di una visione multidisciplinare da questo punto di vista, perché la persona non è una persona e ha il diabete, ma è una persona che ha il diabete, ha la possibilità di avere delle complicanze cardiovascolari che magari vanno ad acuirsi in determinati momenti, e quindi anche una visione un pochettino d'insieme che valuti un po' la complessità della persona è fondamentale per seguire nel tempo. E per le patologie cardiovascolari, che abbiamo detto è la prima causa di morte. Sì, nei paesi occidentali, anche in Italia, negli ultimi dati dell'Istat, siamo di poco ancora superiori, quindi rispetto alle patologie oncologiche che rappresentano seconda causa. Il diabete entra nelle prime 5 cause di mortalità, le malattie respiratorie e le malattie renali, ed è per questo che come ASUGI esiste questo dipartimento specialistico territoriale che mette proprio per la presa in carico, siccome, come diceva la collega, non c'è solo il paziente che ha la pressione alta o l'infarto, la cardiopatia ischemica o lo scompenso. Il paziente che ha lo scompenso, magari il paziente diabetico, il paziente che ha l'insufficienza renale, è un paziente che fumava e magari ha una bronchite cronica. E allora l'idea di avere una multidisciplinarità all'interno, un dipartimento che si prende in carico di tutto il paziente nella sua complessità, non è un'idea sbagliata in un certo senso che ha avuto l'azienda. Quindi questo dipartimento che mette insieme all'interno gli specialisti, noi siamo i cardiologi che lavoriamo con i diabetologi, con i nefrologi, gli pneumologi, aiutano a far sì che il paziente possa avere una risposta per ogni suo bisogno senza girare un pochino come flipper all'interno delle varie specialità, ecco. Tempo fa dicevamo che nella cura e nel trattamento delle malattie cardiovascolari c'è una differenza di approccio a seconda del fatto che il paziente sia uomo o donna. Mi ricorda i parametri? Così anche a beneficio anche dei telespettatori, per capire appunto quali sono e perché queste differenze. Allora, sono sempre state purtroppo un po' considerate al pari dell'uomo, cioè messe sulla stessa categoria. In realtà le caratteristiche della donna sono diverse, prima di tutto perché la donna ha delle fasi nella vita che le espongono a diversi fattori di rischio legati per esempio alla gravidanza, alla menopausa. Per esempio le donne addirittura fumano di più rispetto agli uomini, ci sono i fattori di rischio che sono più incidenti,
e quindi ci sono delle diversità cosiddette di genere che vanno caratterizzate. Purtroppo gli studi clinici che noi abbiamo fatto per mettere in commercio i farmaci hanno sempre preso popolazioni di maschi e noi abbiamo traslato in automatico tutto quello che ci veniva detto anche nelle donne. In realtà non è detto che se un farmaco funziona a lei di sesso maschile funziona allo stesso modo a me che sono una donna. Per cui la cardiologia di genere nasce anche da questo punto di vista, per vedere quali sono le migliori terapie a seconda del sesso che noi abbiamo di fronte. E sul fronte delle patologie diabetiche ci sono differenze anche in tal senso? Esiste, certo, esiste. Ormai la medicina di genere è un'entità in sé, adesso si dà voce a queste differenze. E per quanto riguarda il diabete mi sento di sovrappormi insomma, al discorso che ha fatto la collega, perché anche in ambito diabetologico, ad esempio, certe terapie hanno dei risvolti migliori sulle donne rispetto agli uomini, ma perché? Perché le modulazioni sono determinate da un sacco di fattori che ci distinguono profondamente, insomma. Prima di andare in onda, lei mi parlava anche del fegato, quindi insomma delle patologie legate al fegato. C'è una sorta di correlazione, anche in questo? Sì. C'è in tutto questo in realtà questa correlazione, perché il cosiddetto fegato grasso, che è un fegato precoce, no? Se pensiamo alla malattia di fegato, non è il fegato già deteriorato, cirrotico, il paziente con il problema avanzato. Questo fegato grasso che per un sacco di tempo è stato un po', abbiamo fatto lo sconto a questa diagnosi, nel senso che come fosse un po' snobbato, dai, non ha mai destato grossa preoccupazione, ma in realtà in ambito cardio-metabolico ha una rilevanza importante, perché innanzitutto in relazione all'organo fegato, perché un fegato grasso ha la possibilità di complicarsi. Ok, si può infiammare e se ho un'infiammazione, questa infiammazione può andare incontro a delle cicatrizzazioni che si chiama fibrosi, e poi la fibrosi sfocia in cirrosi epatica, quindi la cirrosi non è come nell'immaginario collettivo limitata all'abuso alcolico, per dire, è anche una patologia del metabolismo, una complicanza. Cioè può insorgere a seguito di... Potrebbe insorgere in una percentuale, però può insorgere, d'accordo? Ma il fegato grasso, essendo il fegato un organo un po' coinvolto in tanti meccanismi di regolazione del nostro corpo, è in realtà associato anche alla patologia cardiovascolare, perché si vede che un fegato grasso, oltre a peggiorare l'insulinoresistenza da alimentare, ad esempio chi ha il fegato grasso e non ha il diabete ha un rischio più che raddoppiato di sviluppare diabete, no? Ma poi correla proprio con il rischio cardiovascolare, nel senso che nella sua evoluzione potenziale di malattia, più divento fegato cicatrizzato e fibrotico, più questo correla con il rischio cardiovascolare della persona, per cui prima gliene parlavo, nel senso che è importante capire a che punto siamo. Sono in un fegato che posso recuperare e quindi posso frenare anche il rischio cardiovascolare di quella persona, o mi trovo già in una fase avanzata dove i trattamenti, diciamo, sono di altro tipo. E diciamo che un po' la comunità scientifica adesso si sta attenzionando questo punto. Beh, la parola chiave rimane prevenzione, sia per chi svolge il vostro mestiere sia per i pazienti. Bisogna sempre prevenire e informarsi, ovviamente, anche grazie, insomma, alle evoluzioni scientifiche e alla divulgazione, che è sempre più importante. Grazie a Giulia Russo, cardiologa della struttura complessa patologie cardiovascolari di Asuggi, buon lavoro naturalmente, e buon lavoro a Chiara Gottardi, diabetologa della struttura complessa di patologie diabetiche. Grazie, buon lavoro a entrambe. Grazie a voi per averci seguito anche in questa puntata di Trieste in diretta, che qui si chiude, e io vi auguro buona serata.